Nuovo governo, che idea si è fatto? Ah, contento io, sì, credo che ci voglia un po' un cambio, una direzione abbastanza tecnica a tutto quello che è un po' un pressappochismo degli ultimi anni, secondo me. Draghi tra l'altro si è circondato proprio da tecnici. Sì, beh, anche tanti ministri del nord, credo che ce ne sia un po' bisogno anche per una certa democrazia tra nord e sud. Draghi è perfetto. Ecco, i quattro di loro, 4 ministri, sono veneti. Sì, dai, chissà, che femo una scianta di quello che si dice. Perché guarda che il Veneto non io guarda proprio. Che si arrivi all'autonomia, signora? Sognate. No, non mi dà. Se no cosa fai Lori là? Si sente in giro che c'è, come dire, un'atmosfera di fiducia, per cui attendiamo e vediamo, insomma, sicuramente c'è un misto mare e vedremo come andrà. Abbiamo il Presidente del Consiglio che è, direi, il migliore possibile e abbiamo anche una buona squadra, secondo me. Ma spero che ci portino fuori dalle secche in cui eravamo con il precedente governo. Me lo auguro. Draghi è una persona seria, è una persona che ha fiducia a tutta l'Europa. Vediamo positivamente. Questa nuova squadra che si è creata. Ci sono dei nomi che a me non piacciono, indubbiamente, però la sua capacità di gestire la penso positiva, speriamo.